Il 30 è una data importante, io ritengo. È vero, i cittadini italiani non ne vogliono più sapere di processi, però il tema vero è che questi processi condizionano la vita politica del Paese e la gente di questo non può più. Se voi immaginate, in questo momento l'Italia ha una cassaforte piena di denaro e cerchiamo di raschiare le tasche degli italiani, i soldi con l'IMU, aumentiamo l'IVA, che è la corruzione e l'evasione fiscale. 60 miliardi di euro incide la corruzione ogni anno nel nostro Paese, 120 miliardi l'evasione fiscale. Il problema è, può un governo, e questo lo chiedo, rivolgo a tutti la domanda, sì, prima di tutto a me stesso, ma un governo dove a sostenerlo la forza più importante ha come leader un soggetto che è condannato in secondo grado per evasione fiscale. Non è sostenibile, dice lei, un'alleanza può lottare seriamente l'evasione? No, io voglio dire, è pensabile che lotti l'evasione nel momento in cui lui stesso è ancora in secondo grado condannato per evasione fiscale? Questo è il tema, quindi è vero che non dobbiamo parlare dei processi ed è vero che gli avversari si sconfiggono alle elezioni. Ma ci sono delle cose su cui non si può passare sopra, c'è un'incidenza sulle quali non si può passare sopra necessariamente perché danneggiano i cittadini. Aggiungo, a settembre quello che viene eufemisticamente definito come ingorgo è un dramma del Paese. La gente sarà chiamata a pagare di tutto. Avete capito che non ci sono più i soldi per farlo?